Mostra del cinema, l'iniziativa dell'Associazione Articolo 21 per chiedere che Alberto Trentini, il cooperante del Lido, venga scarcerato dal Venezuela, l'appello di mamma Armanda. Paura a Melarredo di Pianiga, a una settimana dalla tragedia del piccolo profugo ucraino, bimbo di 5 anni grave dopo essere stato investito da uno scooter mentre va al centro estivo. Dopo l'arrivo delle pattuglie della polizia locale di Marcone Venezia, Favaro Veneto, bloccato un 50enne in possesso di pacchetti di droga nascosti nelle tasche imbottite. Fiamme e paura questa mattina in via Orsato a Marghera, quando un'auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Si indaga sulle cause, sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco di Mestre. Il maltempo non lascia il Veneto e peggiora l'allerta gialla in tutto il territorio regionale, ampliata e prolungata fino a sabato a causa della perturbazione atlantica. Al Lido una giornata caratterizzata dallo stato di salute della stella hollywoodiana George Clooney, che ha promesso di esserci per il red carpet. Intanto l'attrice Valeria Golino si lascia andare ai ricordi ai nostri microfoni. Al via la campagna abbonamenti dell'Umana Reyer è stata presentata al canto di un coro che unisce i valori oro granata, inclusività, coraggio e fare gruppo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il caso di Alberto Trentini, che è approdato alla Mostra del Cinema di Venezia, mostra del cinema quindi che ha acceso i riflettori sul caso del cooperante del Lido di Venezia detenuto in Venezuela. Alla Mostra del Cinema l'appello di mamma Armanda. Anche l'82esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e più in generale tutto il mondo del cinema si mettono al fianco della famiglia Trentini, di mamma Armanda e papà Ezio, chiedendo a gran voce la liberazione di Alberto Trentini, il nostro cooperante veneziano, in carcere da più di 300 giorni. La commovente lettera della mamma, l'appoggio incondizionato del direttore Barbera. Noi stiamo vivendo un dolore atroce che cresce ogni giorno di più. E allora chiedo a voi di aiutarci. Alberto deve tornare a casa e subito. Scrivete, parlatene, passate voce. L'attenzione che si crea, anche grazie alla solidarietà di artisti e giornalisti, spero possa essere da sprone per chi ancora tentenna. Grazie di cuore. Sono qui per portare la mia testimonianza personale, la mia solidarietà a una famiglia colpita così ingiustamente e incomprensibilmente e per dire che siamo a disposizione, sono a disposizione, la mostra lo è per farsi cassa di risonanza di questo caso umano che deve essere risolto al più presto, perché non è accettabile che una famiglia sia obbligata a una sofferenza così ingiustificabile e inaccettabile e che dura da così tanto tempo. Occorre che anche il cinema alzi la voce, anche durante questi giorni faccia arrivare questa voce nel mondo, perché finora Alberto Trentini sembra essere un carcerato di serie B e spetta a noi invece far arrivare questa voce fin dentro il carcere e soprattutto riportarlo a casa, perché è passato troppo tempo, 300 giorni. Ancora un bambino investito sulle strisce, paura a Melarredo di Pianiga, a una settimana esatta dalla tragedia di Santa Maria di Sala, costata la vita a un piccolo bimbo ucraino. È grave, ricoverato a Padova, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il bimbo di 5 anni centrato alla testa da uno scooter condotto da un minorenne in fase di sorpasso, mentre con la giovane mamma stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali per andare al centro estivo. Il fatto a ridosso delle 8 del mattino a Mellaredo di Pianiga, accanto alla chiesa San Giovanni Battista in centro paese e di fronte appunto alla scuola per l'infanzia Sant'Antonio, come spiega il vice sindaco. Un furgoncino che era nelle immediate vicinanze dell'attraversamento si è fermato, così come altre macchine dietro. Purtroppo uno scooter, un ciclomotore guidato da un ragazzo minorenne ha superato sulla sinistra tutta una serie di macchine e ha incidentalmente toccato il bambino che era mezzo passo più avanti della mamma, toccandolo alla testa.
Si tratta del secondo incidente ad una settimana esatta da quello fotocopia, conclusosi in tragedia, in cui a soli 2 chilometri da qui, a Santa Maria di Sala, lo scorso 20 agosto perse la vita il bimbo di 6 anni investito sulle strisce pedonali da un'auto sempre in fase di sorpasso. Vladislav Malamin era un profugo ucraino scappato dalla guerra. Quel giorno stava seguendo la mamma, che era in sella alla sua bicicletta con le borse della spesa. Stavano rincasando nella ex Canonica, dove vivevano insieme ad altre famiglie ucraine, quando l'auto, condotta da un 25enne, ha centrato in pieno il bimbo, sbalzandolo per una trentina di metri. Per lui la corsa in ospedale nell'soccorso, ma il suo piccolo cuore è spirato in ospedale a Padova a poche ore dall'incidente. Un dramma trasformato in generosità, con la famiglia che dopo le esequie ha donato gli organi del piccolo e che con l'incidente delle scorse ore pone una riflessione obbligatoria di come rendere sicuri gli attraversamenti lungo le strisce a tutela dei più fragili, i pedoni. Ora, in via Rivale, a Mellaredo di Peniga, dove nelle scorse ore è stato investito il bimbo, il limite orario è di 50 km orari e si sta pensando di poterlo ridurre a 30 km orari. Può anche essere una soluzione abbassare il limite a 30, secondo me il male lo fai lo stesso, quindi ci vogliono più forse barriere fisiche in maniera che ci sia proprio molta più attenzione per l'attraversamento pedonale, perché oggi vediamo che comunque la guida, il cellulare, la distrazione è all'ordine del giorno. E sullo sfondo c'è inevitabilmente il tema della sicurezza stradale. In Veneto orientale se ne occupa la realtà Ragazzi on the Road. Quali sono le conseguenze che un evento drammatico come essere testimoni di un incidente può avere sulla coscienza della sicurezza stradale di un automobilista o di un futuro automobilista? Ragazzi on the Road è un'associazione che a scopo pedagogico accompagna giovani tra i 16 e i 20 anni a vivere un'esperienza diretta assieme alle forze dell'ordine. Abbiamo anche delle attività con i soccorritori e quello ce lo dimostra più di tutto, insomma si può uscire con un codice verde e poi questo può tramutare in giallo o in rosso, in nero, non lo sappiamo mai. I ragazzi ovviamente svolgono tutte queste attività in massima sicurezza, sono degli osservatori partecipanti e però assolutamente sì, quello che capita è la realtà, non c'è finzione e però la realtà è proprio quello che lascia il segno. Lorenzo Prollo è un giovane psicologo responsabile dell'unità educativa di Ragazzi on the Road, un progetto che da un paio d'anni è attivo anche nel Veneto orientale con la collaborazione tra gli altri dell'ULS 4, cioè a cui possono assistere i ragazzi alla realtà, a volte nella sua forma più cruda e drammatica, di un evento estremo come un incidente stradale. Sono capitate situazioni davvero tragiche, le dico una cosa in più, noi i ragazzi li portiamo fino alle shock room, li portiamo a vedere proprio l'ultimo intervento, l'ultimo step per salvare una vita. La sensibilità personale cambia da persona a persona, però la psicologia ci insegna che il dolore, se elaborato correttamente, può diventare veramente un'arma positiva, trasformativa, e con i giovani che parlano tra l'altro con i loro pari, davvero questa diventa una forza enorme. L'esperienza diretta, anche forte, con la realtà, la coscienza dei fatti e delle loro conseguenze, possono avere un effetto pedagogico profondo e indelebile. I ragazzi, se stanno alla pari, si sentono a fianco alle forze dell'ordine come loro, perseguono lo stesso obiettivo e quindi si sentono supportati dall'istituzione, davvero cambiano la loro prospettiva e davvero si orientano verso quella che è la strada della legalità. Sempre per la cronaca, dopo l'arrivo delle pattuglie della polizia locale di Marcon e Venezia, Favaro Veneto, si è conclusa un'operazione antispaccio che sembra fosse iniziata qualche tempo fa con dei controlli proprio a Marcon. In piazza è stato bloccato un 50enne in possesso di pacchetti involucri di droga nascosti nelle tasche imbottite. A Marghera invece la polizia locale ha arrestato un 30enne nigeriano che ha compromesso la sua fedina penale cedendo per la prima volta alla tentazione del soldo facile.
spacciando droga. L'africano è regolare, con permesso di soggiorno e un lavoro nel settore delle pulizie, mentre spacciava era in ferie e ha pensato di arrotondare vendendo appunto la droga. Questo dunque è l'epilogo. Prima un boato, poi le fiamme altissime che in pochi minuti hanno avvolto la piccola auto bianca parcheggiata in via Orsato, attimi di paura e disperazione per il giovane proprietario che lavora nei paraggi questa mattina in via Orsato appunto a Marghera, poco dopo le 10:30, quando questa auto bianca parcheggiata già dalle 8 del mattino ha preso fuoco, i vetri esplosi sotto la pressione del calore, poi le fiamme, mentre una densa colonna di fumo si è alzata visibile a distanza, richiamando l'attenzione di quanti erano presenti, che hanno lanciato subito l'allarme. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco di Mestre che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, inibendo il traffico per il tempo necessario. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'auto, come si vede dalle immagini, è andata completamente distrutta. Restano da chiarire le cause del rogo, tra le ipotesi al vaglio quella di un'autocombustione per cause tecniche. Ritorniamo alla mostra del cinema, ne abbiamo parlato in apertura con il caso di Alberto Trentini, ma c'è anche il caso che chiaramente attiene più alla sfera dello spettacolo, il giallo sulle condizioni di George Clooney, che non ha presenziato alla conferenza stampa ma comunque atteso sul red carpet. Intanto Venezia e il Veneto fanno parlare al festival. È fibrillazione alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, lì dopo l'assenza sorpresa di George Clooney alla conferenza stampa di presentazione del suo film. George più tardi è atteso comunque sul red carpet. Intanto ecco la gioia, interpretato da Valeria Golino, che a distanza di quasi 6 anni ricorda così il dramma dell'Acqua Alta a San Marco nel novembre 2019. Chiaramente noi, siccome non siamo stati in pericolo e siccome non abbiamo avuto le nostre case invase dall'acqua, l'abbiamo vissuto un po' quasi turisticamente in qualche modo, ecco, cioè era di una tale bellezza quella terribile cosa che è successa, no? Però era talmente bello da vedere e noi c'eravamo dentro e quindi non abbiamo avuto delle vere ripercussioni, quindi per me anche quello rimane come un ricordo bellissimo. La gioia è un film che lascia il segno. Come un film che comunque è così nero e che racconta comunque qualcosa che è anche tragico, ci abbia consentito di muoverci in una maniera molto empatica all'interno di mondi che invece di empatico hanno molto poco. Un Vi saluto. aspettiamo in sala. Veniteci a vedere. Ciao. Viva la gioia. C'è poi il rapimento di Arabella per la sezione Orizzonti, girato per metà in Veneto, sostenuto dalla Film Commission del Veneto, grande lavoro della regista Carolina Cavalli, che sancisce l'abbinamento artistico fortunato con l'attrice Benedetta Porcaroli. Questo Veneto che impressione ti ha fatto? Guarda, è bellissimo perché ovviamente il film è un non luogo, no? E quindi per me il Veneto era perfetto perché ci sono ovviamente dei bellissimi paesaggi che sono pittoreschi e conosciuti, però ci sono anche dei posti molto inaspettati che non capisci esattamente dove sei. E questo per creare la mappa di questo mondo è stato perfetto per me. E poi ci sono dei posti, per esempio abbiamo girato a Fabbrica, in provincia di Treviso, sembrava di essere non capivi, anche l'architettura è molto particolare, certe volte trovi delle architetture che non ti aspetti e per noi è stato molto stimolante. È una ragazza molto sola che ha bisogno di incontrare qualcuno per sistemare dei passaggi della sua vita quando era più piccola che hanno poi segnato tutto il suo percorso e incredibilmente incontra una bambina nella quale lei si identifica al punto di pensare che questa bambina sia proprio lei, se stessa, e quindi coglie questa occasione per portare a termine questa missione ideale che aveva in testa. E veniamo alla mostra del passato di una volta. Abbiamo incontrato il dottor Lorenzo Angelo, storico medico di base del Lido di Venezia, che racconta l'emozione del festival a partire dagli anni '80. Alla fine dell'ambulatorio venivo sulle 7 in sala grande ed avevamo 2 posti a sedere, il medico ed eventualmente la moglie, la fidanzata, che era segnalato con una croce proprio dietro le poltroncine.
È stata un'esperienza meravigliosa perché io, amante del cinema, per me vivere i momenti cruciali con la presenza degli attori, dei registi e seguire il pubblico, gli umori del pubblico, per me era un piacere enorme, anche se c'era il peso e la responsabilità di seguire eventuali situazioni di sanità che mi chiamavano sia in sala grande che eventualmente anche nelle altre sale. Ecco, lei una volta è intervenuto anche fermando un po' la proiezione. Una signora, la moglie di un amico tra l'altro, si è sentita male e io sono intervenuto, mi ha chiamato una maschera e sono intervenuto. E naturalmente ho fatto accendere le luci perché c'era bisogno di assistenza, di capire. E dopo 10 minuti circa hanno spento le luci per proseguire la programmazione. E io mi sono arrabbiato, ho anche gridato dicendo che avevo bisogno delle luci per portare a termine il mio dovere di medico. Adesso ci sono ambulanze, ci sono più volontari, insomma, c'è un'organizzazione molto più efficiente. Erano anni in cui c'era un medico e poi se c'era bisogno, per carità, arrivava l'ambulanza. Il disturbio più frequente era la pressione bassa, c'era gente che stava svenendo. Io mi sono la pressione bassa, ma dico, ma lei ha mangiato, ha bevuto? Ah, non ha avuto tempo. Per cui c'erano giovani, i cinefili incalliti che non avevano tempo per mangiare e certe volte anche per bere, perché non avevano tempo di andarsi a comprare. Ecco, i divi erano più avvicinabili rispetto ad oggi? Ho visto tanti film belli, questi che finivano magari alle 2 di notte e poi le star si fermavano anche a firmare autografi. Lo sport, al via la campagna abbonamenti dell'Humana Reyer. Che bello è quando esco di casa per andare al palazzo a tifare la Reyer. Un coro con una passione che si tramanda, che da oggi diventa il cuore pulsante della nuova stagione oro granata. Così è stata presentata la campagna abbonamenti dell'Humana Reyer. L'inno che sentiamo spesso al Tagliercio cantato sia dai bimbi che dalla gente un po' più grande e quindi rappresenta cosa voler partecipare al Palasport Tagliercio, è un inno a venire a trovarci e a vivere con noi certe emozioni che si possono vivere solo al Palasport e quindi abbiamo preso ad esempio, l'abbiamo portato avanti e è diventato qualcosa di importante per la nostra campagna abbonamenti. La presentazione si è tenuta nella sede di Herbie Care, che per l'occasione ha annunciato una notizia di grande importanza, il rinnovo biennale della partnership con l'Humana Reyer. Noi crediamo che essere sponsor della Reyer da 12 anni rappresenti un pochettino anche di questi valori, perché gli sponsor di solito si espongono anche finanziariamente oltre che nei valori, per cui per esporsi finanziariamente bisogna anche avere le energie, diciamo, per poterlo fare. Noi lo facciamo volentieri e credo lo facciamo volentieri perché siamo in qualche modo, diciamo così, affaticati o onorati di essere parte del Veneto e del territorio nostro. È già possibile sottoscrivere l'abbonamento online su abbonamenti.reyer.it e a partire dal 1° settembre presso il Reyer Store al Palasport Tagliercio. Il maltempo non lascia la nostra regione, non lascia il Veneto, in queste ore domani con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale più frequenti e consistenti sulle zone centro-settentrionali, dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti o localmente molto abbondanti, specie su zone montane e pedemontane. Saranno possibili su tutta la regione, quindi anche in pianura nel veneziano, temporali localmente anche forti. L'allerta gialla dunque è prolungata fino al pomeriggio di domani sabato, quindi staremo a vedere. Intanto subito dopo la sigla c'è il meteo. Da Venezia è tutto, buona serata.